cercando di poterci. Fauzi Ismail, vicepresidente dell'associazione Sardegna Palestina, che cosa avete organizzato? Ho organizzato un concerto, una visita, cioè una festa insomma, di solidarietà con il popolo palestinese. Con questa festa cerchiamo di dare anche una sensibilizzazione dei sardi, dei cagliaritani, di quello che sta succedendo in Palestina, e poi di raccolta fondi, speriamo che andrà tutto bene, per mandare alla gente che ha bisogno a Gaza, che subisce un embargo ingiusto che dura da più di 3 anni, che la gente ha bisogno di tutto, di medicinali, di vivere, ma anche di materiale per la ricostruzione dopo la distruzione di Gaza dell'anno scorso. Allora leggiamo un premio che abbiamo vinto. Vorrei ricordare anche in questi giorni, tutti hanno saputo nelle trasmissioni televisive e delle varie testate giornalistiche, il massacro che hanno fatto gli israeliani contro le navi dei pacifisti che partecipavano da più di 50 paesi. Hanno cercato di rompere questo embargo ingiusto in modo pacifico, in modo di portare anche viveri e medicinali alla gente assediata a Gaza. Abbiamo visto la brutalità e il massacro che hanno compiuto gli israeliani in acque territoriali contro queste navi dei pacifisti, e purtroppo hanno ucciso 9 persone e decine di feriti. Io qui mi sento anche il dovere di ricordare questi morti che sono caduti per la giustizia, per la libertà, per la democrazia in questo mondo, e sono caduti per tutti noi, per tutto il mondo intero che cerca la pace e la tranquillità. Chi viene alla festa cosa può trovare? Allora, alla festa trova una buona musica, che amici che suoneranno 2 gruppi che suonano gratis per la Palestina, il gruppo del Dr. Dreher e il gruppo del Zoppo, che sono l'ex Kenzeneke, che le ringrazio per questa opportunità che ci hanno dato per fare questa festa. Naturalmente c'è la birra, le bibite, i panini, e poi si farà anche un intervento politico, è un collegamento con un pacifista italiano che sta anche lui assediato a Gaza, con Vittorio Arrigoni, che le facciamo più tardi con lui al telefono.